Parliamo del caro carburante. Questa guerra sta procurando veramente una situazione paradossale, tanto è vero che il Veneto è messo un po' in croce dal fatto che i pescatori non prendano più la barca la mattina o la notte, anzi meglio, per andare fuori a pesca perché dicono che gli costerebbe troppo e già non essendo poco competitivi nei prezzi, così andrebbero completamente fuori mercato e il pesce gli resterebbe tutto là. Ne parliamo con una persona che è stata coordinatrice italiana per l'Europa nella Commissione proprio Pesca, per cui vorremmo l'opinione di cosa sta succedendo realmente. Sì, è una situazione veramente drammatica perché sono 18 mesi, ma per diversi aspetti. Quello del caro carburante è un problema che si è presentato per la seconda volta, perché quando ero in Commissione Pesca in Europa, con la guerra in Ucraina, era accaduto la stessa medesima situazione e i pescatori non erano in grado di poter affrontare col pescato le spese per il rimborso, anche per il rimborso stesso del carburante e purtroppo dall'Europa non potevano arrivare dei fondi particolari. In quella volta avevo presentato una richiesta in modo tale in Commissione europea affinché le regioni meno virtuose restituissero i soldi dei vari FEAMPA a chi li aveva invece spesi come il Veneto, perché noi come regione siamo veramente virtuosi su quel punto perché investiamo tutto quello che ci viene Siamo dato molto attenti, dall'Europa, sì. sì, siamo molto attenti. E quindi con la restituzione in qualche modo si è andata a sanare quello che era la problematica. Oggi siamo nella medesima situazione, sempre dovuto a motivo di guerra. E i pescatori effettivamente con il pescato non riescono a pagare le uscite in barca. Sappiamo, per cui è una cosa che purtroppo riguarda lo Stato. Stiamo cercando di ragionare a tutti i livelli perché come Regione Veneto abbiamo fatto una filiera istituzionale dove ci siamo incontrati già per la seconda volta anche la scorsa settimana con l'assessore per capire come poter aiutare questi pescatori, perché oltre al caro carburante c'è il problema delle vongole, che sono 18, le barche che vanno a vongole sono 18 mesi che sono ferme perché Non ci sono più le non ci vongole. sono più le vongole. Non ci sono più vongole, io tra l'altro sono quella che in Europa ha ottenuto tre volte la deroga per la taglia minima delle 22 mm, perché la peculiarità del nostro mare è questo, gli altri paesi le possono pescare a 25, noi in Veneto possiamo pescarla a 22, perché il fondale è più basso e si sviluppano e maturano a 14-17 mm. E quindi abbiamo fatto queste battaglie, abbiamo ottenuto le deroghe, e adesso purtroppo a causa dei cambiamenti climatici, del granchio blu che se le mangia i fondali che stanno cambiando, la biodiversità, abbiamo anche questo problema che è importantissimo perché abbiamo 18 mesi le barche ferme e quindi imbarcazioni importantissime. Chioggia è praticamente paralizzata ed è un grossissimo problema. Tornando all'argomento principale di questa intervista, poi su questo discorso Mm. sia delle vongole che del granchio blu ne torneremo su una prossima intervista nei prossimi giorni. Ma allora, spesso e volentieri troviamo che nei negozi il pesce pescato, effettivamente non quello di allevamento, che perciò è più ricco di fibre, più ricco di tutte Certo. quelle che sono le caratteristiche che dovrebbe avere un pesce, costa molto di più. Questa cosa quanto porterebbe realmente fuori prezzo? Cioè, i pescatori lamentano proprio del fatto che gli resterebbe là, avrebbero lavorato per nulla perché poi nessuno glielo Ma è comprerebbe. una filiera che è inevitabile perché, ad esempio, io sono di Carle e i pescatori escono, vanno a prendere il pesce fresco, lo portano, i ristoratori lo acquistano e lo acquistano lo stesso perché ci sono gente che vuole mangiare il pesce fresco. Di conseguenza il ristoratore poi alzerà di nuovo il prezzo e quindi è una filiera che andrà a gravare su tutti i cittadini. Ma ecco, questo come regione
potreste fare qualcosa? È sorto qualcosa da questi interrogatori che state No, adesso facendo? stiamo facendo stiamo cercando di capire quali sono i problemi effettivi, come muoverci sia a livello governativo per capire come dare assistenzialismo ai pescatori stessi, ma allo stesso tempo bisogna anche affrontare le problematiche, perché questi cambiamenti climatici portano a cambiamenti di specie, no? E con i cambiamenti di specie bisogna trovare nuove modalità di investire e creare attività. Poi già il mondo della pesca è difficile perché i figli dei pescatori fanno difficoltà a andare avanti e proseguire il lavoro dei genitori perché è un lavoro duro perché si alzano la mattina e per di più, mattina prestissimo, di notte, e per di più vengono considerati, soprattutto dall'Unione Europea, come dei delinquenti, cosa che non sono invece perché sono i custodi del mare e della nostra biodiversità marina. È la stessa cosa che vengono infatti con gli agricoltori, perché c'è una visione ideologica, il famoso Green Deal, che ormai si sono calmati un po' adesso, e che crea Hanno altri veramente, problemi. sì, Hanno altri hanno problemi. altri problemi, sì. Ecco, ma una domanda. Che tempi ci saranno secondo voi per un intervento da parte della Regione su un qualcosa di costruttivo, più che di assistenzialismo, Sì. di lavoro vero e proprio per fare in modo che questi pescatori tornino a guadagnare il giusto e il Sì, pesce ad avere magari un adesso prezzo coerente? allora, il prezzo coerente è difficile perché il pesce poi ce n'è anche meno adesso, però l'obiettivo che chiedono adesso i pescatori è quello di andare a rompere le barche. Rompere le barche e quindi significa demolirle, dove col FEAMPA, che è il Fondo Europeo per la Pesca e l'Acquacoltura, è prevista una riduzione del 50% delle imbarcazioni, quindi sono pochissime rispetto, quindi chiederemo una deroga anche a questo, in modo tale da poter aumentare per facilitare poi il lavoro, perché anche tenere la barca costa, per cui oltre l'anno c'è anche la beffa che devono rimborsare delle spese e manutenzione e altro. E i dipendenti anche quelli, perché insomma, per cui è veramente tutta una filiera che è messa davvero in crisi. Per altre soluzioni stiamo cercando di valutare, è stata anche una mia proposta, quella di cambiare anche tipo di pesca, perché ad esempio noi siamo pieni di tonno. Siamo pieni di tonno e perché non adattare le nostre barche alla pesca del tonno? Perché non avere, ma anche qui è un problema europeo perché è un problema di quote tonno, magari ne possiamo fare un'altra volta. È una cosa perché siamo pieni di È molto tonni. interessante questo aspetto qua. Però, tornando all'argomento, Sì. abbiamo dei tempi per una reazione o... Beh, subito dobbiamo assolutamente trovare una soluzione che aiuti i pescatori e le famiglie a livello immediato, quindi sarà l'assistenzialismo e cercare questa deroga per la rottura delle barche. Dopodiché col FEAMPA o con altri fondi europei a livello ambientale stiamo cercando di portare a casa qualcosa per incrementare e aiutare il supporto aiutarli?